Rosolina, buonasera! Questa è Davis! E questa è Davis! Eccola qua Davis! Su! E la facciamo ballare! Su! Un grande applauso alle Davis! Guarda che belli! No, venite avanti, non ho paura, avanti. Tutti là internati là, avanti. Guardate, c'è una bella riga gialla, vedete? Dovete stare sulla riga gialla. Oh! Grazie! Ma guarda che soddisfazione, vieni! Tutti leggeri là, vedi? Tutti piccolini, t'ho toccato, scusa, ma porta bene. Così, intanto ringraziarvi perché siete sempre in tanti, questo vi merita un applauso da parte vostra, perché insomma, Rosolina, nonostante il tempo, che ci ha un po', come si dice, no, penalizzato no, ci ha un po' lasciato con il fiato sospeso. Io volevo presentarvi la persona che poi stasera, insomma sono due perché ci abbiamo il vicepresidente nazionale Alberto Argentoni, facciamo un grande applauso e noi siamo contenti di averlo. Diciamo che gli ho rotto le scatole una settimana di fila però, e il presidente regionale Veneto Gino Fofano, eccolo lì. Io credo che la cosa più bella è quella perché noi vorremmo tanto accendere dei sorrisi laddove non ci sono, quindi già questo è un gran bel motivo per diventare donatori di sangue. Insomma, e quindi va a merito anche. Allora, i giovani, come dice il nostro presidente nazionale, sono il presente. Sicuramente i Navis sono il presente e questo è una grande garanzia, una grande sicurezza per tutti noi. Mai, però voi gli Avis siete delle brave persone e belle e soprattutto siete persone che portano, come si può dire, pensiero positivo. È sbilanciato il palco di là. Allora, 3, 2, 1, via! Ce ne andiamo! Ciao!